Ciao a tutti, oggi siamo tornati con un giretto abbastanza famoso, tra virgolette, e bello, che è il campanile di Val Montanaia. Sperando che non ci suonino le campane prima, perché sono 900 metri di dislivello su 3 km, quindi bello pendente. In più, gran parte è ghiaione, quindi un passo avanti e due indietro. La cima arriva a 2174 metri, però la prominenza, diciamo, quindi il campanile, chiamiamolo vero e proprio, è 240 metri. E vicino, anzi sopra, c'è anche il bivacco Perugini, molto frequentato, quindi sì, devi arrivare su la mattina e aspettare lì perché sennò dormi fuori. Ecco cosa ci aspetta. Ghiaione, così su e si va. Un attimo di pausa. Pensate che non sono mai stato nelle Dolomiti friulane, cioè, meglio, non ho mai fatto montagne alte, sì, di un certo tipo. Un po' perché, non so, non mi attiravano, ma in realtà mi sto ricredendo. E un po' anche la strada, nel senso che, cioè, da casa mia qua sono 2 ore e mezza praticamente. Che bello, divertente. Eccolo, e lui sembra vicino, no? E invece, cioè di distanza sì, perché mancherà meno di 1 chilometro, però il dislivello noi adesso siamo a, vediamo, 3,88, quindi voglio ancora 500 sicuro. Oi oi. Ecco, questo è il mio cuore di pietra per te. Oh, ma cosa succede oggi, Marti? L'universo mi sta dicendo qualcosa. Cioè, guardate che bello. C'è il bivacco. Siamo qua e guardiamo il campanile. Sarebbe bello scalarlo, solo che non siamo in grado e ci vuole tanta tecnica, forza, tutte cose che ci mancano. Però vi posso dire che i primi a scalarlo sono stati 2 austriaci nel 1902 e 10 giorni prima ci avevano provato degli italiani, triestini, avevano sorpassato il punto più duro che non ho idea di quale sia, ma uno. Poi avevano abbandonato e poi scendendo
hanno trovato praticamente gli austriaci a Cimolais e hanno iniziato a parlare, eccetera, mi hanno consigliato come fare, tutto, quindi 10 giorni dopo sono venuti su e l'hanno fatto fino in cima. Quindi la prima ascesa è merito degli austriaci. Nel 1902, quindi pensate che attrezzatura che c'era quella volta, fortissimi. Poi fare una via da zero, aprirla, non è come quando segui una via che sai già ovviamente, quindi sì, ci vuole tecnica e coraggio. In cima è veramente installata una campana e da qua non si vede, però quando arrivano su la suonano, fa ting! Eccolo il bivacco Perugini col campanile. C'è qualcuno che dorme, vediamo, non si vede niente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 posti. Eccoli lassù che hanno suonato la campana, i temerari. Abbiamo deciso niente forcella montanaia perché sono le 2 e ti va un'ora per venire su, mezz'ora per scendere, sono le 3:30, 2 ore per scendere da qua, 5:30, poi abbiamo 3 ore di strada, 8:30. Sarebbe fattibile, però insomma, anche perché è bello fare la foto da lassù, ma torneremo, dai. Oh, mi aspetti? Fretta. Oh, scendiamo anche perché sta piovendo. A caso. Giusto per dirvi, forcella montanaia lei. Proprio bello. Ecco, questa forse è la parte più scassata di tutto il sentiero e in discesa bisogna stare attenti. Passo fermo, vedere i sassi, quelli giusti, belli, che non si muovano. Non finisce più. Che due coglioni. Vediamo un po' di sensazioni della salita, perché per la discesa non lo so ancora, ma so già che arriverò giù che non mi sentirò le ginocchia. Pensavo peggio, nel senso che leggendo in giro, allora 900 di dislivello su 3 km, ok, al buon dici, cacchio, abbastanza. Però poi in realtà il Garmin qua mi dice 4 e 8,50 di disli, quindi meno difficoltoso del previsto. E sono utili i bastoncini da trekking perché sul ghiaione aiutano e anche in discesa, che così vi scaricano un po' dalle ginocchia. E da evitare secondo me in estate, se volete farla, partire presto, quindi alle 6 di mattina praticamente da sotto, altrimenti morite di caldo perché qua in battuta di sole continua il giro. Ora un pop da Martina che attraversa il fiume. Pronta? Non c'è modo, Fede, siamo bloccati. Abbiamo deciso che scenderemo dritti per dritti, così, giù per il fiume e il ghiaione. E giù si vedono le macchine. Ecco, quindi direi di salutarci. Commentate se il video vi è piaciuto e se siete mai stati al campanile di Valmontanaia, perché è una meta molto gettonata, quindi tanti sono anche stati, infatti oggi era pieno di gente. Nel video precedente avevo detto quello del Monte Quar, che anzi vi invito a vedere se non l'avete visto.
Avevo detto, ne faremo un giro in bici la prossima volta. Sì. Invece eccoci qua. Però bello, dai, era in lista da un sacco di tempo e oggi abbiamo detto, dai, andiamo. Lasciate un like che per me è importante e iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo giro. Bene, ciao!